Ok, perfetto. Si inizia. Salve, 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 salve. Oggi andiamo sul Vesuvio. Stiamo andando verso Napoli, di là. Stiamo andando ad incontrare il mio amico, che da lì poi andiamo sul Vesuvio. Quindi vi faccio una piccola registrazione ora, giusto per, e poi diciamo stacchiamo e ci rivediamo insomma con il mio amico. Però per ora va bene così. Immagina di avere una carenata in questi spazi. È la fine. Aspetta. Con questi tremolini ogni tanto mi devo controllare la cam, perché il supporto della cam non è che ti dà la vista, non è che è tutta sta affidabilità, vorrei dire, cara Ista. Oh, Mantino, guarda chi sto. Sì, è certo, perché di non stop. Respira. Respira, motina. Guarda chi. Ah. Ciao. Slittatina. In questi casi che cosa si dice in un vlog? La storia di questa motocicletta l'ho comprata 3 settimane fa, usata, 3000 km, concessionario, come nuova. È color cyan, è una MT-07 del 2022, full power, che devo di più? Non ho mai portato una motocicletta, sì, l'ho portata una motocicletta, però con amici su una strada dritta, voglio dire, sono stati al massimo una cinquantina di metri che ho fatto avanti e indietro. E niente, comunque il concessionario ha avuto problemi, e il concessionario Yamaha ufficiale, e niente, avendo problemi un giorno sì un giorno no, giustamente hanno molto lavoro, decisi di dire: sai che c'è di nuovo? Sti cazzi, vado io. Sono andato a prendere una motocicletta a Napoli Centro senza aver mai guidato questo tipo di motocicletta, una bicilindrica, e senza mai aver guidato insomma realmente una motocicletta, perché non è che mi sono fatto dei tratti lunghi, che comunque da casa mia a Napoli Centro 18 km, 19 km mai fatti con una motocicletta. Comunque dico vabbè, vado, salgo sulla moto, io cacatissimo sotto, c'era un piccolo fosso tra il garage e la strada, e lì l'ho fatta spegnere tipo 3 volte, perché avevo paura, sapendo della bicilindrica, che
se acceleri un po', cioè no, se acceleri, se acceleri bene, tanto, quella si alza anche di motore e non sfrizionando. E mi cago sotto, la faccio spegnere 3 volte, ho detto vabbè, sai che c'è di nuovo, gli do un altro colpetto di gas un po' in più, ma io lo davo proprio piccolo piccolo sto colpetto di gas. Comunque mi stavo cagando sotto, raga. Poi dopo aver, mamma mia sti grossi, dopo aver messo la prima, messo in strada, messa prima, la seconda, ho testato un po' il freno, ho detto ok, tutto a posto, la so guidare, cioè la so guidare, non mi faccio male. E in realtà è così, perché si fa guidare in una maniera estrema, molto facile, molto entry level come motocicletta. Mi piace tantissimo. Comunque qui siamo sopra Pozzuoli, infatti tra poco mi devo fermare perché devo vedere Agostino, mio amico, dove si fa trovare. Ma sì, sopra la solfatara, giusto per prendere un poco di solfatara in più, perché puzza da morire. Ragazzi, ci vediamo dopo e ci vediamo dopo col mio amico. Ora anche io. È bella. Ok. Ah sì. Buonasera. Mi vedo una guida. Scoski. Direzione alla guida, ragazzi. La prima non accensione. La prima. Ma frate mi cago sempre sotto, ma non ci capito perché fa così ogni tanto Capita, motocicletta. Questo è che è troppo cafra. Ma mica tu fai spissa. Vabbè. Non sono aspetto, non voglio rispondere. Boh, non lo so, forse ho tenuto troppo acceso solo con la batteria, che ne sacci. Però comunque. Direzione Vesuvio. Direzione Sperando non ci sia troppo traffico. Che devo dire? Niente, un cazzo. Direction Vesuvio. Sarà tranquilla qua, poco traffico sicuramente perché io sono un maestro. Ovviamente noi faremo queste registrazioni, ma noi ci sentiamo, però non ci sentiranno nel video. Però ci attrezzato. Ci organizziamo, veniamo stasera, ci mettiamo insieme. Ci organizziamo. Vediamo un po'. Immagico. Ma ho chiuso? Sì. Comunque Dica. il fatto della frizione è ottimo, l'ho abbassata un po'. Ah, l'hai abbassato un po'? Sì, una stronzare proprio. Ah, no, ma perché ti trovi più abbassata, ti trovi? Sì, perché in poche parole non pigiavo la frizione con la punta, ma con il collo. Con il collo? Collo del piede. Ah! Allora tu! No! Com'è bello! Com'è bello, un po' di curvette con il mio Friends. Curvette, curvetelle, curvetone. Raga, sono quasi tentato a comprare una action cam, attenzione, action. ci siamo quasi. Solamente per il peso del telefono, perché è un peccato registrare una bomba, però il buchino di telefono. Ma che la Smart Langop! Sì. Possono dire le parolacce? Di sni. Ecco Marone. Sni. Ago. It's magic. No, io non busso, frate, io scaso. Sembra più vicino possibile a sto Vesuvio, Poi pare ci mette 10 anni. Oh, vero? È 40 minuti però da dove sto io. Wow. Ma il problema hai visto qual è? Ho fatto dei semaforo, cose, perché se tutto qua non c'era un semaforo prima, ne esistevano. Wow, che peccato. Caro, tutto dritto, in gestimento rotondi, tutto dritto, fra qua facevi proprio 300 facevi. Molto bello. Infatti che andassi a curva buccavano parecchio aiuto. Ci credo. Vabbè, cose che non dobbiamo far vedere, dai. Non lo capisci ma a volo.
manca fatto a Mamma fuscà, mia. frate. Come si fa? Andate a fuscà. Poi, qua? Guarda, qua era tutto possibile, però non è magico. Cioè che si canna. Ah, ok. No, diceva ma Però cubana, qua è ma proprio, cubana. capì, è tutto free, capì? Ok. Ah, il polline! Mamma. Controllo elettronico di velocità. Mi prude il naso. Ma secondo me là già staccano poco la lista, eh. Sì, Secondo me sì. perché? Secondo me se non ci arriviamo. È stacco, però. Un problema. Poi ci fermiamo un attimo. Oggi che sta venendo la bagala è ancora tenu piena. Io la devo tenere perché sennò si stacca a cangoppe, capi? Però riprendi là, Parco Nazionale del Vesuvio, non troppo. Parco Nazionale del Vesuvio, l'ho ripreso. Oh. E 2, partiamo. Come fa camera? Non riesco. I carabbi frada, ma... Oh shit. Here we go again. Mamma mia, come ci casa. Vai! Pure. Però vedi quando acchiappi a questi davanti. Fate malame. Ciao ragazzi. No, forza io, no! Si inizia? Sì, Con Mamarà. sono un po' strettine, Sì, infatti ho visto. se tuo casa passa innanzi. Sono ancora non fiducioso Vorrei. per le ruote. Vai avanti. Vado. Tanto è sempre dritto. Se hai dubbi dici a me. Ok, quello qui. Sta posto scendere in macchina. Mocca? Possono. Qua, capi? No, dico sempre dritto. Sì, sempre. Qua? Destra. Destra. Ok. Mamma mia, guardate. Ma serio? Wow. La prima India. Frate, ma ho frenato dritto. Frate, non ci sono segnali, ecco, ecco un segnale. Un chilometro di curve. Mamma mia, che si chiama bicicletta. Oh, no. Oh. Mamma mia. Anna, uè, dubbia. Maronna, mi frate. Ma no, frate. Oggi mi sa senso senza la ruota. Guarda sempre la curva. Maronna mia. No, frate, no, qua. No. No, qua si impenna ma è pericolosissimo. Paro! Ok. Andiamo, non facciamo scimmie, non ci facciamo male. Maronna mia. Ma ste curve? Mo? Dritto a sinistra. Allora, mo che vedi un ammasso di gente sopra, tu continua sempre. Ok. Che la gente si ferma un barro là, capi? Allora poi ci fa mamma. Sì. Come marà, frate. Però sai. Frate sta perché- prima. Guarda qua! Hai visto? Guarda perché per esempio io mo lo conosco a memoria sta strada, ma qua è la curva per esempio. Capì? Qua Però state a controllare questa curva. capì? Perché tu non lo sai ovviamente. Non Vabbè. sai la fa. Vabbè, ma tu metti per passare innanzi che. No, vabbè.
ovviamente la voglio fare imparare, ma che tu sai come si è fatto tu, esagera, capisci? Si non mangi. Guarda che va! Mamma mia! Si curvatella. Comunque sì, si sta più freschi, Sì. Molto più freschi. Slittamento! Attenzione! Attenzione! Pickpocket! Entra il traction Oh, fratello, control. occhio qua, Sì. Questa qua. Maro! Caro su femmina tutto quanto. Ho capito. Continua sempre. Dopo qua. Eccoli. Ok. Vai avanti. Che sono curve cieche che non mi fanno capire. Ma qua vengono una serie di curve dove fanno quelli là delle recensioni. Ok. Prima? Queste sono le curve più belle, bro. No, qua è tornante dritto. Qua è tutto dritto fino in coppa là. E poi giri. Allora, guarda. Un cazzo di rit. Wow. Piega? Pieno di insetti. Mamma mia! Wow, non fai manco il tempo di mettere la seconda? Ma no, guarda magica che non ce la fa la bicicletta, ma non ha buttato. Maronna, già sai come viene la curva stretta in fa. Ah, ok, no. Ci stanno uscendo. Ma come marà? Ragazzi, queste sono le curvetelle del Vesuvio. Queste sono le curvetelle, curvatore, curve strette, curve larga. E poi? Vai destra, vai. Sempre dritto, scusa, sempre dritto. Dritto in da Dritto nel senso muove una cosa, gli sembra dritto. Ok, qua. Ma è magico. Oh, allora vai tu, va. Ti seguo. Sta paura solo in macchina. A me che il... Ma l'adrenalina, fratello. Mamma mia. Una mia pianta. Ma... L'adrenalina, le piante! What the fuck? Occhio, sta venendo un magico. Un magico però un poco scemo perché avevo sopra in te curva. Ah, un pochino di prima. Maron, frate. Sì, fra. Io non mi fido delle mie curve. Se no la facevo pure io. Ma se quante volte se l'ha fatta chissà che... Per saperla così se l'ha fatta 3 miliardi di volte. Ma chi ne sono peccati, capito? Sono ragazzi di qua. Chissà sì e no, con la motocicletta della terza volta, bene. Sì, per esempio anche questa sono un po' incetto. Che mi ricordava che era un po' più lunga. Vabbè, ma quello è tutto memoria, frate. Se sai le storie a memoria è già... Già una cosa. Ma che piego! Nina! Questo pure mi ricordo com'era, vedi? Mi ricordava casa Chieva, invece mo sale. Vedi? Capito? Mo sale qua, vedi? Vedi?
Magico. Mandarello. Signore. Allora, inizia a piartare così, stu scemo. Ma no, frate, ma non stiamo. Ma Cristiano non può mai venire in coppa, frate. Attacco dritti, attacco attaccando, tornantone. Sì. Ma non stiamo. Allora, sai chi di prima? Ma frate. Bravo. Mamma mia. Come per sto ricreando. Qua è lunga, però tengo paura dell'auto, capito? Se non scendessero le auto, allora ci facesse una strada solo motocicletta. Bravo. Oh, questa cosa cieca. Mamma mia! Questo è qua dove fanno le recensioni. Ma le recensioni di che? In motociclette. Ah, Motoblocco. questa è la strada dritta, l'ho detto. Qua è tutta... Che si come il capo piace a me. North Life scritto a terra. Occhio però. Questo è magico. Ma Cioè- ci sta il punto panoramico se vogliamo andare. Ma si può andare con la motocicletta? Oh. Andiamo. C'è tu amo, frate. Ma è... magica. Oh, frate. Boh. Bah. io non so. Normale in da curva. Bah. Oh, fammi mettere un po' con il smoke, caga. Ragazzi, il panorama magico. Mamma mia. Fate in civic. Non era la curva. Anda qua, va. Wow. Bellissimo, frate. No, però ma ce l'ho su salente, che non ci vedi. Dove subito di mangiare? Eccolo. Che è la casarella là? Era L'osservatorio? osservato. Wow, pare sta tipo per travellina. Bravo. Camper America. Questo è il punto? Sì, sì. Magico, facciamo Oh. due riprese. Sì, infatti. Fammi studiare però. Una casa ne cara la motocicletta qua. Mamma. Ragazzi, siamo arrivati. Siamo arrivati. Eccoci. È lui il colpevole, è lui! Kowski! Facciamo due riprese a queste due belline. Oh. Ma dopo ci fermiamo più giù per farla meglio, dove stavano i ragazzi a bere. 2 randaggi. 3 randaggi. Madonna, mi chi ci mangiano, frate. Ci mangi, vado a cadere. Madonna mi. Non è No, non sta niente. di punto. Ma non si vede un c***o. Sì, mo scendiamo. Allora, quello è il Vesuvio. Quello per farlo vedere meglio. Yeah, this is Vesuvio con la casarella. Ci me la riposare un attimo, sti purello, che prima e secondi si sono schiattata. Bravo. Manit, non ci faccio più. È molto bello. Mettimi la terza. Stoppa un po'. Sì, pure io. Pure io. Aspetta. Ci ho provato. Salve. Ragazzi, non so se si sente la mia voce, ma ci siamo fermati. Pensa sì, dopo la dell'action fan. E qui alla terrazza di Gola
due gole? Due colpi, due colpi. È molto bello. E niente, dei tornantini da sopra, a salire è tutto bello, ma a salire è bello, ma in discesa Fino all'edizione straordinaria di Gabriel. ragazzi, noi abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, con questo tramonto ce ne torniamo a casa. Bella passeggiata alla grande. Ciao.